Ma ora torniamo alle nostre tradizioni, alle nostre leggende, alle nostre storie del cantore Doc di Venezia. Alberto, cosa hai preparato per noi oggi? Grazie Manuela. Ancora un luogo, ancora un nome che ha questo luogo, un nome particolare, che è il Ponte del Diavolo a Torcello. Uno dei pochissimi ponti ancora senza parapetti in laguna, ce n'è uno in città, e che appunto, perché si chiama così? Perché ha a che fare col diavolo, ovviamente. Ma che storia è? Che cosa ha fatto il diavolo su quel ponte? Giulia. Siamo in un periodo molto particolare per la storia della città. Venezia non è più Venezia, la Repubblica è caduta, sono entrate le armate francesi e dopo di loro Venezia è entrata sotto l'ala dell'impero asburgico, sotto l'aquila asburgica. Non è un periodo felice. A Venezia si vive male, ma contro gli austriaci sono proibiti per una tacita legge, non scritta, tanto gli omaggi servili quanto gli atti vili. E le due comunità vivono come se l'altra non esistesse. Ma si sa, l'amore non conosce il colore delle uniformi ed è in questo momento, in questo periodo, che una ragazza veneziana di famiglia nobile si innamora perdutamente ricambiata, di un giovane ufficiale austriaco. I due si vedono di nascosto, ma la tresca non può durare a lungo, non in quel momento. E quando viene scoperta dalla famiglia, un mattino molto presto, il giovane ufficiale viene trovato morto, pugnalato, nel buio di una calle. Gli assassini non verranno mai assicurati alla giustizia, ma i mandanti sono ben conosciuti all'interno dei palazzi veneziani. Quando la ragazza sente che il suo amore è morto, anche per lei non c'è più nulla da fare e decide di spegnersi, di non prendersi più cura di sé, peraltro nell'indifferenza della famiglia che anzi la allontana e la manda in una villa di campagna perché ha gettato fango nel buon nome della famiglia. A prendersi cuore della sua situazione c'è però un vecchio amico di famiglia. Quella ragazza l'ha vista crescere da quando era bambina, che tutto finisca così non gli va proprio, e la avvicina e la esorta a prendersi cura di sé e le promette che farà tutto ciò che è in suo potere per riunirla al suo amore. Lei ci crede, crederebbe a chiunque le dicesse una cosa del genere, ma quest'uomo non scherza. L'Ottocento è un secolo strano in cui si recuperano le arti magiche e quest'uomo è un fanatico dell'esoterismo e conosce alcune streghe e stregoni, ne avvicina una molto brava e le chiede di compiere una magia. E questa strega evoca un demone minore. I demoni minori non sono peggiori o migliori degli altri, ma hanno una particolarità. Tengono sotto la lingua delle chiavi che possono aprire le porte del tempo e dello spazio. I due si danno appuntamento in un luogo lontano dalla città ed ecco che Torcello viene reputato idoneo perché hanno bisogno di un arco di pietra che sovrasti un corso d'acqua. Ecco il ponte e la notte sarà la notte della vigilia di Natale, che è una notte speciale. E la notte di Natale arriva e nel frattempo la ragazza davvero ha tenuto duro e una gondola solca silenziosamente le acque della laguna. A Torcello la strega li sta già aspettando, accende una candela e la consegna alla ragazza e la esorta a seguire scrupolosamente le sue indicazioni, a non spaventarsi per quanto dovrà avvenire di lì a poco. Sale sul ponte e sul ponte compie una nuova evocazione e compare il demone, enorme, nero, terribile, che da solo si toglie la chiave che tiene sotto la lingua e la consegna alla donna, che la prende e la lancia nell'acqua, laddove il ponte si riflette sul canale. È quello il momento in cui il giovane ufficiale compare sull'altro lato del ponte, bello, giovane e soprattutto vivo. E la ragazza, seguendo le istruzioni della strega, sale sul ponte, lo attraversa e raggiunto il suo amato, spegne la candela e scompare con lui in un altro luogo, in un altro tempo, dove si spera siano ancora oggi più felici di quanto non siano stati sulla terra. Rimane un debito da onorare, perché per i suoi servigi il demone vuole 7 anime di bambini nati morti, mai battezzati. E i due, demone e strega, si danno appuntamento sul ponte di lì a 7 notti. Ma
Il diavolo è un demone minore, non può sapere che nel corso di quella settimana la strega muore nel suo laboratorio perché crea da sola un'esplosione e si presenta sotto forma di gatto nero al suo appuntamento, ma nessuno si presenta. Ed è così da allora. Ogni anno, la notte della vigilia di Natale, un gatto nero può essere visto sul ponte del diavolo di Torcello a fare dei pigri giri a tutto attorno, come se aspettasse qualcuno. E noi sappiamo che è il diavolo che da allora torna ogni anno in attesa della strega, ma la strega non si fa vedere. Grazie. Grazie Alberto.